la classifica di Serie B al termine della 18ª giornata, sempre più sole invece la classifica il Novara di Tessera a quota 40 punti, subito dopo l'Atalanta 33 lunghezze, così come Siena che però deve recuperare una partita. Nell'altra metà di classifica invece ci sono Braccetto, Sassuolo e Piacenza con Triestina a quota 17 punti, ultimo il Porto Gruaro a quota 14. Ancora Elvis Abbruscato. Continua nel segno del bomber la rincorsa del Vicenza, cui basta un gol del suo centravanti per avere la meglio su un Frosinone troppo poco incisivo. Maran conferma il 3-5-2 che ha permesso ai suoi di uscire dalla crisi, con la novità del baby Salifu nel cuore della mediana. Carboni si affida al suo bomber Santoruvo per continuare a galleggiare sopra la zona play-out. È proprio il bomber dei Ciociari il primo a farsi vivo in zona gol. La sua punizione del 6° minuto impegna severamente Russo, costretto a rifugiarsi in corner. La risposta vicentina arriva sempre su calcio da fermo. La conclusione di Abbruscato è però fuori misura. E ancora il centravanti biancorosso a farsi carico del gioco offensivo dei suoi. La sua pregevole iniziativa si conclude con un tiro a giro pericoloso che sorvola però la traversa graziando Sicignano. L'intensità del gioco biancorosso comincia a crescere ed affida alle fasce i suoi sfoghi principali. Arriva dalla sinistra l'occasione più nitida per il Vicenza, che Misuraca è bravo a procurarsi ma meno a trasformare. Sicignano salva in uscita. Il giovane attaccante scuola Palermo è anche colui che apre le ostilità nella ripresa. La sua conclusione viene però neutralizzata dall'estremo difensore avversario. Ben più pericolosa è però l'iniziativa del 63esimo su calcio da fermo, affidata al destro di Paro. La traiettoria della sua punizione si stampa però sul palo, strozzando sul nascere la gioia dei tifosi biancorossi. Un'esplosione rimandata però solo di un quarto d'ora. Gli spalti del Menti devono infatti attendere il 75esimo per scatenarsi. Ancora una volta grazie ad Elvis Abbruscato. Il trascinatore dei Veneti conferma il suo momento magico, dando sfoggio di tutta la sua rapacità, nel tap-in che conclude degnamente un'azione già di per sé pregevolissima, caratterizzata dal cross di Gavazzi e dal bel colpo di tacco di Rossi, salvato miracolosamente da Sicignano. Anche il portiere dei Ciociari non può però nulla sul tocco di Abbruscato, che sigla l'8ª rete stagionale e concretizza la mole di gioco creata dai suoi compagni, regalando loro una vittoria più che meritata. Prosegue dunque la striscia positiva del nuovo corso tattico per il Vicenza e per Maran, mentre si conclude dopo 2 pareggi l'imbattibilità di un Frosinone, ormai pienamente coinvolto nella bagarre della lotta salvezza. La 18ª giornata della Serie B Win si chiude allo stadio Menti con la sfida tra Vicenza e Frosinone. Per i berici di mister Maran c'è la possibilità, facendo punti in questa occasione e nel recupero di mercoledì con il Siena, di arrivare sino a ridosso della zona playoff. I Ciociari allenati da Guido Carboni sono invece in pieno marasma playout e arrivano dal pareggio infrasettimanale 1-1 nella prosecuzione del match con il Pescara. Si parte agli ordini dell'arbitro Baratta di Salerno. In apertura punizione di Lodi con Russo che in qualche maniera mette in calcio d'angolo pericoloso il Frosinone. Rivediamo la parabola maligna di sinistro di Francesco Lodi, parata di Russo non bella ma sicuramente efficace. Ancora Lodi, un cross verso la porta di Russo che di nuovo deve mettere oltre la trasversale. La risposta dei padroni di casa sempre sul calcio piazzato, sinistro alto da parte di Elvis Abbruscato, il bomber della Vicenza finora con 7 gol in questa Serie B Win. Altro cross in mezzo per Soligo, la palla per Abbruscato, il tiro respinto da parte di Terranova. Sta crescendo la squadra di Maran, qualche problema con gli scarpini per il giovane Salifu. Ancora Vicenza in avanti, un buco di Benzema. Abbruscato rientra sul sinistro, il tiro a giro alto, non di molto rispetto alla porta, difesa dall'esperto Vincenzo Sicignano. Attenzione Misuraca, e questa volta è proprio miracoloso l'intervento di Sicignano, poi Abbruscato, colpo di testa centrale, blocca Sicignano con il doppio cross dalla sinistra da parte di Soligo. Rivediamo il primo traversone, Misuraca, l'anticipo su tutti, poi il sinistro respinto da Sicignano. In piedi Maran sotto il nevischio del Menti, lotta Santoruvo, il tacco di Lodi, attenzione Cariello, sinistro largo con Russo che comunque controlla la traiettoria della sfera. Inizia la ripresa, la neve aumenta, esce Salifu, dentro Rossi per il Vicenza, il fischio da parte di Baratta, punizione per il Vicenza, palo clamoroso a Sicignano battuto. Vicenza vicinissimo al vantaggio con questo tiro a giro di destro da parte dell'ex juventino
Matteo Paro, insiste il Vicenza, il passaggio di Misuracca per Abruscato, bravissimo Sicignano ad uscire a mani aperte. Rivediamo il tocco di Abruscato, forse non pienamente convinto. Dall'altra parte il Frosinone, colpo di testa di Santoruvo che anticipa anche Sansone, poi Zanchi dall'indietro per il proprio portiere, tacco di Rossi, Sicignano il miracolo, ma nulla può sul tapin vincente di Elvis Abruscato. 76esimo minuto, Vicenza in vantaggio, tutti ad abbracciare Maran, grandissimo colpo di tacco di Rossi che mette in condizione Abruscato di segnare l'8º gol nella sua Serie B win. Cross dalla destra da parte di Gavazzi, subito dopo colpo di testa alto da parte di Santoruvo. Frosinone vicinissimo al pareggio, il cross di basso appena entrato, Santoruvo, palla che lambisce la traversa, ci prova ancora la squadra di Carboni, Di Tacchio, sinistro che finisce di pochissimo a lato, il forcing finale degli ospiti, la svirgolata da parte della difesa del Vicenza, momento di difficoltà che però non condiziona il successo dei Berici, tutti ad abbracciare Maran. Vicenza batte Frosinone 1-0, terza vittoria consecutiva per i biancorossi di casa. 50 anni di spedizioni al fianco dei nostri clienti. La flessibilità di avere sempre la migliore